Ben trovati amici sportivi rossoblù nuovamente dal campo di Villa di Codron-Janus, dove tra pochissimo sarà il calcio d'inizio della gara Stintino Torres, valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza. Forse sentirete in sottofondo i cori dei tifosi rossoblù, che sono arrivati davvero numerosissimi, come era prevedibile per questa gara. Si gioca qua vicino a Sassari, nel campo di Codron-Janus, una tribuna di 600 posti che sta scoppiando dal pubblico che c'è, tutto esaurito. Squadre già in campo, vi leggo nuovamente le formazioni. Sarà la Torres intanto a battere il calcio d'inizio. Torres in campo con Pinna, Patta, intanto è iniziata in questo momento la gara. Pinna, Patta, Spanu, Piga, Pitta, Caterisano, Sarrizzu, Scioni, Lococo, Cocco e Diouf. Questo l'11 schierato da mister Cirina. Tanto provato la Torres a portarsi subito in avanti, ma ha trovato la difesa dello Stintino, ha provato con un lancio in avanti, poi la formazione biancoceleste allenata da mister Udassi. Pallone terminato tra i piedi di Pinna, che si appresta ora al rinvio. Stintino in campo con Secchi, Fois, Tuccio, Sini, Garrucciu, Gadau, Del Rio, Cardone, Ducar, Cherchi, Carboni. Questo l'11 di mister Udassi. Intanto seguiamo live la partita. Cocco ha provato subito la conclusione, che ha sbattuto sulla schiena di un difensore biancoceleste, però il pallone torna ancora tra i piedi dei giocatori rossoblù. Perde palla però Scioni, fa ripartire l'azione per lo Stintino. Cross che non riesce, viene messo fuori il pallone. Può ripartire la Torres. Va velo, Cocco va giù, Lococo, c'era calcio di punizione a favore della Torres. Io come sempre vi chiedo il feedback, quindi se è abbastanza chiaro l'audio. Ovviamente c'è un po' di chiasso vicino a noi, ma speriamo che si possa sentire bene la cronaca della gara. Intanto Caterisano in avanti, cercare Lococo, viene anticipato, poi però è bravo Scioni a rubar palla e a far ripartire l'azione. Sarrizzu perde però il controllo della sfera. Può ripartire lo Stintino, che si trova in buona posizione adesso con Del Rio che conclude subito, palla termina poco alta. È stato servito bene sulla destra, numero 7 Del Rio, che non ha messo dentro ma ha deciso di concludere, controllato la sfera Nore Pinna. Si appresta ora al rinvio. Minuti corso del primo tempo. Palla adesso cercato di controllare Diouf, una carambola però che non gli è felice, dunque può ripartire lo Stintino. Non riesce però il controllo a Sandrino Cherchi con la fascia a sinistra. Dunque sarà rimessa in favore della Torres con Patta. Rinvio, anzi rimessa con le mani di Patta. C'è un batti ribatti in mezzo al campo e lo Stintino adesso a mettere palla a terra, provare ancora a servire sulla destra Del Rio. Si libera bene Del Rio di Spanu, mette in mezzo ma c'è Caterisano, però la palla ancora per Del Rio. Si deve dare da fare la difesa rossoblù per fermarlo. È partito bene l'esterno destra dello Stintino, che ora riconquista palla e prova a ripartire, questa volta dall'altra parte. Palla a Cherchi. Cherchi all'indietro. Si riparte dalla difesa. Palla in avanti ma libera Pitta senza problemi e serve Piga. Spanu per Piga, Diouf lascia Piga per Scioni, Sarrizzu, ancora Scioni in avanti, cercava Lococo, non lo trova, palla termina sopra i piedi di Secchi.
abbastanza Patta effettuare questa rimessa con le mani. Palla per Lococo vuole servire Sarrizzu, ma è troppo lungo anzi era Cocco, non Lococo, troppo lungo per Sarrizzu e rinuncia anche allo scatto. Palla termina direttamente sul fondo. C'è la rimessa con Antonio Secchi, palla che stava arrivando a Ducar, c'è l'anticipo ottimo di Caterisano per servire Diouf sulla sinistra, Diouf seguito da due avversari, quindi riescono a rubargli palla, rinvio ancora di Secchi in avanti, ora si combatte poi in mezzo al campo. Bravo ancora una volta Diouf a recuperare il pallone, a farli giocare prima Pitta, poi Piga, senza fretta. Cocco per Sarrizzu, per Patta, Sarrizzu molto arretrato adesso nella sua posizione. Serve Piga, Sarrizzu va a terra, poi riesce la Torres a seguire Patta in avanti, ma era terminato il fuorigioco Patta, nulla da fare per lui. E allora, grazie naturalmente ai nostri tifosi che ci ascoltano via radio, che hanno i commenti positivi almeno sulla qualità dell'audio. Possiamo proseguire dunque. Sentino che prova a servire ancora una volta Del Rio, viene anticipato da Spano, arriva giù, intanto Scioni lascia proseguire l'arbitro, Ducar è sul possesso del pallone. Non riesce a passare il pallone di Ducar per l'intervento di Caterisano, si libera bene ora Scioni per Diouf, si deve girare Diouf, due su di lui, palla messa indietro per Secchi che per non rischiare, c'era Lococo nelle vicinanze, ha preferito sparare fuori. La rimessa dunque a favore della Torres, partita sicuramente combattuta senza pausa in questi primi minuti, 6 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Palla lunga adesso a cercare Sarrizzu, vediamo se riesce il suo controllo, no, palla termina sul fondo, è rimbalzato, è terminata fuori la palla. Sarrizzu che è partito in una posizione un po' arretrata rispetto al suo solito, ora ha ripreso il controllo dell'esterno alto di sua competenza, intanto riprende il gioco con lo Stentino, ma ruba palla a Piga, prova a far ripartire la manovra con Lococo e poi Scioni che serve in profondità Diouf, ma è troppo lungo, ci arriva Secchi, ma anche in questo caso Secchi decide di mettere fuori per non correre il rischio. Questa era ancora rimessa a favore della Torres. Spano, Scioni, la palla viene intercettata dai difensori biancocelesti che con un po' di fretta sotto pressione l'hanno messa nuovamente fuori. Rimessa effettuata, Spano per Diouf, palla messa in mezzo ma termina fuori la sfera direttamente sul fondo. 0-0 Codrongiano tra Stentino e Torres. È una gara sicuramente seguitissima, anche una gara inedita, non avevano mai giocato le due formazioni contro. Riparte ora lo Stentino, ma ruba palla bene Lococo, Scioni per Cocco per Piga prova la conclusione, viene ribattuta dalla schiena di un difensore. Torres comunque aggressiva in questi primi minuti, gioca bene, palla a terra, Stentino si sta difendendo e poi si affida ai lanci lunghi. I suoi attaccanti sono sicuramente veloci e insidiosi in avanti. Adesso c'è stato un fallo su Cocco, dunque calcio di punizione a favore dei rossoblu sulla tre quarti con Sarrizzu che si appresta a sistemare il pallone. Vanno dentro anche Pitta e Caterisano, centrali difensivi della Torres. Un eventuale colpo di testa, rimane dietro solo Spano insieme a Patta. Sarrizzu
palla messa in aria, c'è il colpo di testa ma si alza la bandierina, era partito Lococo ma si era alzata la bandierina, fuori gioco, dunque calcio di punizione, intanto già battuta la rimessa da parte di Secchi ma anche i suoi compagni hanno interpretato la sua fretta, palla terminata in fallo laterale, provato Carboni a raggiungere il pallone ma troppo lungo, rimessa a favore del rossoblu già battuta, poi c'è Patta che sbaglia il rinvio, questa volta la rimessa in gioco con le mani sarà in favore dello Stentino, effettuata in questo momento. Carboni, Piga lo ferma, Cocco, Scioni ferma all'indietro per Caterisano, Caterisano per Pitta, Piga per Sarrizzu che di prima voleva servire Lococo, sbaglia però anche lo Stentino, dunque può riprendere la Torres a manovrare. Piga sulla sinistra va a cercare Diouf, di testa Diouf cercava dalla sinistra di mettere in movimento Lococo, viene però anticipato da Fini, dunque nulla da fare anche per prestazione. 10 minuti, tanto un pallone per Cherchi, palla in avanti, Stentino in aria, conclusione e la palla in gol per lo Stentino. E c'è stata la deviazione di Torre Pinna sul pallone, si è avventato, vediamo chi è circondato dai compagni. Vediamo che l'ha messa dentro, potrebbe essere Del Rio se non abbiamo visto male. La deviazione su questa conclusione, Torripina non ha potuto bloccare e sul pallone si è avventato Del Rio, sì, numero 7 Del Rio, che era stato già pericoloso nei primi minuti e ha messo dentro, impossibile per Pinna, e dunque 1-0 Stentino all'11° del primo tempo, vantaggio per la formazione di casa, ora così. Torres ora in avanti, palla che però termina sul fondo, non si conclude la manovra. E dunque è arrivato il gol che ha sbloccato la gara. Del Rio su un'azione partita dalla sinistra, palla messa in mezzo, a conclusione tiraccio di Scioni, virgola, nulla da fare qui. Torres stava spingendo in avanti, mancava però l'ultimo passaggio perché la squadra stava manovrando bene i suoi attaccanti, anche con l'aiuto dei due mediani sia Piga che Scioni, stanno rubando tanti palloni, ma mancato l'ultimo tocco per i rossoblu. Intanto ripartono, qui all'indietro il pallone termina tra le mani di Secchi per Cherchi, su di lui Patta, controlla la sfera Cherchi, ottiene una rimessa il giocatore biancoceleste. Rimessa effettuata in questo momento, va subito Scioni però a cercare di rubare palla, poi Piga, ancora Scioni, prova a ripartire, tiene una rimessa Scioni, si avvicina a Spano per Cocco per Scioni per Piga per Lococo, palla che arriva ancora tra i piedi di Piga in area, batte ribatti, va Diouf a cercare il pallone, sempre tanti giocatori addosso, l'esterno veramente molto veloce con la sua rapidità, ottiene comunque una rimessa laterale nei pressi della bandierina la Torres, palla messa in aria ma viene anticipato il giocatore rossoblu e dunque il pallone messo fuori area, può ripartire l'azione però con Caterisano, palla che arriva a Lococo, c'è il gol! Pareggio della Torres con Lococo,
era solissimo in aria Lococo e non sbaglia, prende la mira, quasi da fermo. 1-1, partita che si fa subito avvincente. Si riparte dunque dalla situazione di parità. Il gol del vantaggio dello Stintino di Del Rio, il pareggio qualche minuto dopo di Lococo. Sarà sicuramente una partita da vivere con intensità. Si riparte dall'1-1 dunque. C'è stato probabilmente anche un rimpallo che ha favorito questo passaggio. Non abbiamo visto bene la posizione dell'azione, ma Torres stava premendo e c'è stato l'invito di Caterisano in avanti. La palla è terminata proprio tra i piedi di Lococo, che era solissimo in mezzo all'area e non ha dovuto prendere neanche la rincorsa da fermo, ha colpito, ha battuto Secchi. Qua c'è il fuorigioco di Cocco che ferma l'azione dei rossoblù. Dura poco dunque il vantaggio dello Stintino, che aveva fatto esultare, seppur pochi, tifosi della formazione di casa, che naturalmente quest'oggi è in minoranza, almeno per quanto riguarda il tifo. Che ha esultato ovviamente tutta la tribuna, dove sono assiepati i supporter rossoblu. Combatte intanto in pressi dell'area della Torres. Incredibile questa azione, perché Bacca non è riuscito a controllare un pallone che sembrava suo. Cherchi ha messo in mezzo per Ducar, che l'ha servito nuovamente, ha provato Cherchi sul secondo palo, la palla è terminata fuori, non di molto, pericolo per la Torres, una ingenuità qua della difesa, che ha rischiato di fare una frittata. 1-1. Si prepara la rimessa dal fondo Torre Pinna. Ogni tanto vi lascio anche un po' di silenzi per poter ascoltare i rumori del campo De Villa. Poi riparte intanto la manovra dello Stintino, c'è un fallo su Cherchi sulla tre quarti. Sarà dunque un calcio di punizione. Tutto pronto per questo calcio di punizione, che batterà naturalmente Cherchi, con i fischi per lui. Tanto si adira anche mister Udassi, che è proprio sotto il nostro settore. Batte Cherchi in area, ma la palla arriva direttamente tra le mani di Torre Pinna, che controlla. E anche lui ha qualcosa da dire ai suoi. Caterizano per Scioni, Piga, Parascioni. Si va sulla destra ora. Patta, Sarrizzo, che qui in posizione molto arretrata prova a vincere un contrasto tra tre avversari, palla termina in qualche modo tra i piedi di Cocco. Buona l'azione che mette in movimento ancora Sarrizzo, questa volta in posizione centrale, va sulla sinistra invece a servire Spano, cross in aria, c'è un colpo di testa, la palla è ribattuta, una carambola che poteva essere micidiale. Terminato di poco fuori il pallone, carambolato sulla schiena del giocatore dello Stintino, che ha rischiato l'autogol, e invece sarà calcio d'angolo in favore della Torres. Un altro brivido. Sta pronto per il corner, c'è Cocco sul pallone, palla dentro, sfiora la sfera Fitta, è riuscito veramente solo a sfiorare il pallone, è andato dall'altra parte. Intanto subito parte di nuovo l'azione con Secchi, che prova a far partire i suoi, però è bravo Piga a
intercettare, a servire poi Sarrizzu in area, Sarrizzu, si libera gli avversari, Sarrizzu conclude con i piedi, attacca ora la Torres. Lascia il fallo laterale a Patta, Sarrizzu, bravissimo nell'azione di poco fa, Patta, c'era Sarrizzu, ancora Sarrizzu, gioco di prestigio e poi Cocco va a aiutarlo, tiene un altro fallo laterale, ancora Torres in avanti, Patta mette in avanti, c'è nessuno lì al limite dell'area, però ci pensa Scioni a raccogliere la sfera, provato un kido cross, però carambola tra le gambe dei difensori dello Stentino, termina facilmente, le mani di Secchi. Pericolosissimo ancora la Torres prima con Sarrizzu che ha concluso la buona posizione dopo essersi liberato di un paio di avversari, però bisogna sempre stare molto attenti. Qui anche Pitta ha provato l'invio carambolato e poteva essere un pallone pericoloso per Ducar, invece riparte la Torres con Piga, palla sulla sinistra per Diouf di fronte all'avversario, Diouf vede, serve Spano che viene anticipato del soffio, applausi per la Torres anche in questa azione. Vediamo se si tratta di calcio d'angolo, sì, che va proprio a tocco a battere questo corner, quindi ancora tutti in avanti, Caterisano e Pica. Palla messa dentro, arriva però Secchi in presa aerea, subito, non perde tempo, Antonio Secchi fa ripartire l'azione con la Torres un po' sbilanciata, ora però viene fermato Del Rio da Scioni, all'indietro per Pitta, Caterisano, sono subito aggressivi i giocatori dello Stentino, riesce comunque a manovrare la Torres, ancora all'indietro, Caterisano, Spano, all'indietro, Caterisano, ancora per l'altro centrale Pitta, sulla destra per Patta, serve Sarrizzu per Scioni, Piga, fa girare la palla alla Torres, fa sbaglia però Piga, pensava molto più avanti Spano, invece provava a metà strada, pallone termina il fallo laterale. Rimessa effettuata in questo momento da Fois, Carruccio e poi lancio lungo per Del Rio, un po' questo è il motivo del manovra dello Stentino, lanci lunghi a cercare gli esterni, sono molto rapidi, stavolta però la palla termina direttamente nel fallo laterale, non ci arriva Del Rio, sarà rimessa con Pinna pronto a batterla. Rimessa effettuata in questo momento, riesce però il controllo del pallone a Cherchi che ha di fronte Patta, Cherchi viene raddoppiato ma riesce comunque Cherchi a dare la palla a Ducar, vertice sinistro dell'area, sempre pericoloso Cherchi, il controllo del pallone, riesce però bene Piga a rubare la palla a Ducar, a far ripartire l'azione con Sarrizzu che ottiene un fallo laterale. L'ha battuto, palla lunghissima, non ci arriva Cocco. La rimessa dunque a favore dello Stentino. 22esimo, il nostro cronometro, qua c'è un fallo su Cherchi. 1-1 la situazione tra Stentino e Torres, al gol di Del Rio ha risposto Lococo. Parte ora la formazione di casa. Diouf ferma tutto, sarà rimessa. Si gioca ora proprio sotto il settore occupato dalla curva. Abbiamo ancora tutto il settore, da tutta la tribuna. Gran parte delle persone presenti oggi è di fede rossoblu. C'era stato un fallo, dunque calcio di punizione in favore della Torres con Spano.
mette all'indietro per Pinna, sarà lui a battere. Lancio lunghissimo, deve uscire fuori dalla sua area con i piedi secchi per anticipare sia Lococo che Cocco. La mette in fallo laterale. Il portiere uno degli ex della Torres quest'oggi in campo, sia Antonio Secchi che Sandro Cherchi, e un altro ex in altri tempi, in altre epoche, Stefano Dassi, siede in panchina, nella panchina dello Stantino. Sarà rimessa ancora una volta in favore della Torres, Patta per Pitta. Cioni, ancora Patta, non sbaglia. La rimessa questa volta in favore dello Stentino. Cherchi riesce questa volta Patta a fermarlo e a mettere in fallo laterale. Rimessa ancora su di lui. C'è anche Piga ora a raddoppiare su Cherchi, che ottiene un altro fallo laterale, anzi no, perché la palla poi carambola proprio sui piedi di Cherchi. La rimessa questa volta sarà per la Torres. 25esimo nel corso del primo tempo, 1-1. È stato un gol di Del Rio, qualche minuto dopo subito la Torres che si è proiettata in avanti e ha trovato il pareggio con Lococo. Intanto qui c'è un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara nel cerchio di centrocampo in favore dello Stentino. Punizione battuta dal capitano della formazione di casa, Garruccio. Palla messa fuori, ancora rimessa per lo Stentino, già effettuata per Cherchi. Continua a giocare, era andato a terra ancora una volta a Patta, però si gioca ancora. Dunque Stentino ancora in possesso del pallone, palla lunghissima sulla sinistra, posizione regolare, poi c'è un fallo su Patta da parte del numero 10 Carboni. Stentino che gioca con le maglie, con i numeri personalizzati, quindi sempre un po' complicato riuscire a individuarli immediatamente. Pinna per il rinvio, va a saltare Lococo ma commette fallo. Calcio di punizione già battuto per lo Stentino, allarga ora sulla destra, il solito lancio lungo, però questa volta non trova nessuno, ma soltanto le mani di Pinna. La rimessa laterale in favore della Torres con Patta che avanza qualche metro oltre la linea di metà campo. Sarrizzu in avanti, cercava compagni, poi va Sarrizzu ancora a contrastare l'avversario. Carambola sul pallone, dunque sarà rimessa, già effettuata da parte dello Stentino, veramente non ci sono pause in questa gara. Non vogliono perdere tempo le due formazioni. Qui Cherchi effettua la rimessa, ma l'arbitro ha fischiato qualcosa, vediamo se è un fallo, sì, un fallo in favore della Torres. Qualche passo indietro per Pitta per battere questo calcio di punizione. Punizione battuta all'indietro per Torre Pinna. Lancio lungo di Torre Pinna, di testa, ci ha provato, mandato giù Lococo, spinto vistosamente, non è riuscito a colpire. Dunque calcio di punizione in favore della Torres. Sul pallone Cocco. Aspetta il posizionamento dei suoi Cocco. Palla messa dentro per un secondo palo. Non ci arriva però Scioni. È andato a terra il tentativo di colpire questa palla, ma era leggermente troppo lunga la sfera.
Stintino. Siamo sul lato di destra, palla lunga, sempre alta, a cercare compagni, controlla senza problemi Patta di testa per Torripigna. Torres adesso riparte con Pitta in avanti a cercare Sarrizzu, non molti palloni toccati dall'esterno rosso-blu, che però si è reso pericolosissimo in occasione in cui ha avuto la palla tra i piedi in mezzo all'area, anche concluso. Bravo Secchi. Intanto Stintino riesce a far arrivare il pallone in avanti per Ducar, c'è il fallo di Caterizano su di lui. C'è una spinta vistosa su Scioni che va a terra. Non è una partita nervosa ovviamente, ma la posta in palio è alta, nonostante si tratti della quarta giornata del campionato. Stintino capolista vuole far bene fronte a una Torres a caccia di punti, anche in virtù dell'ultimo pareggio. Casalingo intanto, calcio di punizione battuto, in uno schema viene fermato però Carboni da Piga, fa ripartire l'azione della Torres, devono fermarlo in fallo laterale. Spano per Diouf, due giocatori su di lui, riesce a mettere in avanti, ma la palla poi viene buttata fuori dalla difesa dello Stintino. Ancora un lancio lungo a cercare Ducar, aspetta l'arrivo dei compagni, poi serve Cherchi sulla sinistra ma non controlla. E dunque ancora Stintino può manovrare, perché con la rimessa poi è riuscito a conquistare palla. Poi sale dietro. Sili per Secchi per Garruccio. Il lancio sulla sinistra, ora va Sarrizzu a disturbare, poi Cherchi e poi viene portata via la palla da Piga, dunque può ripartire la Torres. Cocco per Lococo che però non ha un felice controllo, dunque lo Stintino prende possesso della sfera, palla sulla destra ora per Del Rio, controllato da Spano. Del Rio deve tornare indietro, buon gioco però lo Stintino nuovamente per Del Rio, anzi no, è numero 10, ha provato a far filtrare questo pallone Carboni, intanto però c'è un errore della difesa rosso-blu e Ducar tu per tu con Pinna e provvidenziale intervento del portiere sassuarese. È stato un errore, una carambola che ha favorito Ducar, ha cambiato moltissimo qui la Torres. Abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora nel corso del primo tempo. Palla in avanti di Pinna a cercare Sarrizzu, però controlla bene di testa Tuccio. Da lui riparte l'azione, interrotta però da Patta. Scioni, Piga, Cocco, Sarrizzu non arriva su questo pallone, va a disturbare Lococo nel disimpegno della difesa biancoceleste. Ancora palla all'indietro per Secchi. Va, di carriera a disturbare anche lui, ma
Catrisano tutta. Piga interrompe poi la manovra dello Stentino, palla in avanti, va a terra Cocco, continua a giocare Scioni, Cerchi che serve Ducar all'indietro, poi il solito lancio lungo, cercare De Via ma qua è fuori gioco, manovra un po' prevedibile dello Stentino, si affida ai lanci lunghi. 1-1 il risultato, 35esimo nel corso del primo tempo, una rimessa di Torre Pinna in avanti, colpo di testa e fallo, scattando un po', si è appoggiato, c'è l'altro. Lancio lunghissimo di Secchi per Ducar, ma non c'è il calcio d'angolo perché dice il direttore di gara il pallone è stato toccato proprio da lui. Ancora rimessa a favore di Pinna, sono un po' abbassati i ritmi dopo i primi 20 minuti forsennati, sono arrivati anche 2 gol, uno per parte. Ora Sarrizzo caccia del pallone, fa carambolare addosso la palla Cardone. Rimessa effettuata in questo momento, Ducar si gira bene, viene anticipato però ottimamente, perde il pallone Caterisano, Scioni, ancora Caterisano, palla in avanti, trova bene Lo Cocco, deve però girarsi, allora si affida a Spano che cerca Diouf va a liberarsi, Diouf mette bene un bel pallone in mezzo all'area, poi Lo Cocco che non riesce a concludere, praticamente consegna la palla a Secchi. Qui sbaglia lo Stentino, questo lancio per Cherchi sulla sinistra. La rimessa in favore della Torres con Patta. Messa effettuata a Cocco sulla destra, ottiene anche lui una rimessa, guadagna metri la Torres, arriva Patta a battere, Patta a cercare Sarrizzo, la palla è deviata, c'è Cocco però sulla sfera, si combatte, Cocco commette fallo, sarà calcio di punizione a favore dello Stentino. Azione già battuta, palla di Sini all'indietro per Secchi che allarga per Garruccio, ora per Secchi, aspettiamo il lancio bravissimo, ora Sini, ora Secchi, sbaglia però Secchi, poi lancia in avanti ma trova Sarrizzo punta l'avversario, Sarrizzo entra in area, sul fondo l'avversario deve mettere palla all'indietro, Piga, conclusione deviata però ancora Torres in possesso del pallone con Patta tiene un fallo laterale in prestito della bandierina, palla messa dentro per Sarrizzo che è in area ma si deve girare, lo fa in questo momento, riesce a fare anche un tunnel a un avversario, poi va a terra, l'arbitro vede un fallo, si interrompe quindi l'azione. 39esimo nel corso del primo tempo, risultato di 1-1, ricordiamo, che prova a lanciare i compagni, aveva alla sua sinistra Lopo,
Caruccio arriva mettere paura a Cadau, lancio lungo sulla sinistra, bravo Cherchi a controllare, partire a Piga davanti a lui, va a terra Cherchi, ma l'arbitro non fischia nulla, la rimessa sarà in favore della Torres. Patta sulla palla, messa effettuata Sarrizzu per Piga, Piga per Lococo, Lococo per Cocco, Cocco non riesce a superare Caruccio, sarà rimessa per il rossoblu. Intanto è rimasto a terra nell'azione precedente, probabilmente Piga, non abbiamo visto male, no, è il numero 8 Scioni. Anzi, si tratta di Lococo. Si rialza in questo momento Lococo, dolorante a una spalla. Rimessa a favore della Torres con Patta. Trova Cocco. Patta butta lì in avanti a cercare Lococo. Colpo di testa di Sini a mettere fuori. Riesce però la Torres a riconquistare palla ancora con Lococo. Una conclusione impossibile da lunghissima distanza. Qui poteva avanzare ancora un po', l'attaccante rossoblu ha preferito concludere. Qui intanto sbaglia Fois, voleva servire Del Rio, palla terminata abbondantemente al lato, va a Spano sotto il settore presidiato dalla curva nord a battere questa rimessa. Buba Diouf viene anticipato, dunque guadagna metri, Spano si porta proprio ai pressi della panchina di mister Udassi per effettuare questa rimessa. In gioco palla per Piga in avanti, cercare Diouf di testa, Diouf serve Cocco, Cocco, palla in aria, c'è il gol della Torres con Sarrizzu, felicissimo Stefano Sarrizzu, va proprio sotto la panchina, abbracciato da tutti i compagni. 2-1 Torres sullo Trentino. Servizio di Cocco dalla sinistra, intervenuto Sarrizzu quasi al volo. E dunque Torres che passa in vantaggio dopo essere andata sotto. Quando siamo al minuto 42 poi Lococo l'aveva messa subito in parità dopo qualche minuto, al 42esimo è arrivato il gol di Sarrizzu per il 2-1. Si lotta ora nella metà campo della Torres per il controllo del pallone. Sarà la Torres per effettuare la rimessa laterale, ancora con Patta. Patta in avanti. Con una conclusione praticamente sul secondo palo. Intanto c'è Cherchi, c'è Del Rio che viene anticipato benissimo in maniera pulita da Diouf in area. Ovviamente lo Stentino ora deve bilanciarsi un po' di più. Intanto la Torres in mezzo al campo, va a terra ancora Lococo, calcio di punizione a favore della Torres. Cocco sul pallone,
Subito Cocco per il colpo di testa di Sarrizzo, era in posizione regolare Sarrizzo, non ha alzato la bandiera all'assistente, solissimo Sarrizzo in mezzo all'area, non è riuscito a dare la torsione necessaria, intanto ruba palla qui Cocco, stava partendo un'altra azione pericolosa per la Torres, ma viene fermato la Cocco, però è bravissimo Pitta a interrompere ancora la manovra dello Stintino e arriva ancora velocissimo Sarrizzo sulla sinistra per Cocco, però non ci arriva. Siamo nella zona di centrocampo, combatte davvero Scioni, due avversari su di lui, palla che termina fuori, però comunque sarà rimessa in favore della Torres, scoccato il 45esimo, finita in questo momento. Dunque primo tempo che termina con il vantaggio della Torres 2-1, era passato in avanti lo Stintino con Del Rio, qualche minuto dopo il pareggio di Lococo e poi il gol di Sarrizzo per il 2-1 in questi minuti finali del primo tempo. Una gara tutta da vivere anche nella ripresa, naturalmente ci sentiamo tra pochissimo. A tutta vita.